Infatti, molti si chiedono cosa farà il presidente Mattarella quando gli arriverà sul tavolo per la firma l'Italicum. Sicuramente troverà enormi difficoltà a promulgare questa nuova legge elettorale. A detta di alcuni insigni costituzionalisti, questo Italicum ha molti punti che puzzano di incostituzionalità. Ma c'è un punto preciso in cui il profilo incostituzionale della legge emerge con chiarezza ed è quello che farà aumentare il numero dei deputati alla Camera dagli attuali 630 previsti dalla Costituzione anche a 640. Lo spiega bene il professore di diritto costituzionale all'Università di Brescia, Lorenzo Spadaccini, in una audizione davanti ai deputati della prima commissione di Montecitorio che assistono sbigottiti. Dice il professore, è stato coniugato male il rapporto tra i seggi eletti in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige e quelli del resto d'Italia, tanto che a seconda dei numeri dei voti da quelle due regioni a statuto speciale potrebbero essere eletti da 2 a 10 parlamentari in più rispetto a quelli previsti dalla Costituzione. Tutto questo nasce dal fatto che l'Italicum è una legge proporzionale, mentre in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige si vota con il sistema uninominale. Per cui gli eletti di quei collegi si sommerebbero ai 630 previsti in Costituzione e questo è sicuramente incostituzionale. Non c'è che dire, un bel casino. Eppure Renzi ribadisce che questa legge elettorale deve essere approvata così com'è e allora delle due l'una, o professori di diritto costituzionale sono degli emeriti incompetenti oppure qualcuno sta giocando col fuoco. Ad esempio, cosa accadrebbe se il Presidente della Repubblica rimandasse al mittente l'Italicum per manifesta incostituzionalità? Si riparte con un nuovo disegno di legge elettorale oppure si va a nuove elezioni? I tweet giornalieri di Renzi, la sua postura, ci indicano un uomo pieno di sé, un uomo con un ego smisurato. Fateci caso, quando cammina rischia di ribaltarsi all'indietro, tanto è tronfio. E a proposito della maggioranza risicata che vota questa nuova legge elettorale, ricordo ciò che il deputato Sergio Mattarella, ora Presidente della Repubblica, pronunciò alla Camera il 20 ottobre del 2005. Oggi voi del governo e della maggioranza vi state facendo la vostra Costituzione, avete escluso di discutere con l'opposizione, siete andati avanti solo per non far cadere il governo, ma le istituzioni sono di tutti, della maggioranza e dell'opposizione. E dopo le parole del Presidente della Repubblica è utile ricordare che ci sono dall'Unità d'Italia solo 2 precedenti in cui il governo in carica aveva posto il voto di fiducia su una nuova legge elettorale. Il primo risale al 1923 quando Mussolini impose la legge Acerbo, il secondo nel 1953 con la cosiddetta legge truffa presentata da Scelba con De Gasperi capo del governo. Di Mussolini conosciamo la fine, mentre De Gasperi dopo le elezioni politiche che seguirono tentò invano di formare un nuovo governo ma non ebbe la fiducia e questo pose fine alla sua storia politica. Ecco, qualcuno avvisi il bullo di Firenze di questi infauti precedenti. Quei capi di governo che imposero la fiducia sulla legge elettorale finirono piuttosto male. Ci vediamo giovedì prossimo.